Buona giornata, bentrovati. Il nostro tour virtuale della mostra di San Pietro di Feletto oggi ci porta a Bagnolo, perché viene conosciuta come località Bagnolo, appena fuori Conegliano, dico bene, Emanuela? 300 metri dal confine. 100 metri dal confine. Buongiorno e buona giornata ad Emanuela Perenzin. Buona giornata. Buongiorno. Siamo, volevo dire, nel magazzino, ma è riduttivo perché questo è un cavò. Perché questo è un cavò come una banca. Cavò, sì. Ragazzi, guardate alle nostre spalle che cosa trovate e che cosa vi faremo vedere, vi faremo conoscere. È un cavò perché, tra l'altro, c'è una bella realtà. Cavò sì, perché io considero i miei formaggi come dei tesori, quindi ci sta assolutamente. È un'azienda che io conosco fin da piccolo, perché era una latteria proprio. Le sue basi, la sua nascita è verso la fine dell'800, 1898, con il mio bisnonno e con i fratelli. E io ne rappresento la quarta generazione e quindi abbiamo, come dire, sulle nostre spalle queste 4 generazioni che ti dicono devi fare sempre meglio. Ma è un impegno che vi ha portato però in un'altra realtà, perché voi avete toccato delle realtà importanti e vi siete proprio scavati, trovati una nicchia, una bella nicchia dove avete marchiato con Perenzin. Sicuramente la nostra forza è stata quella di differenziarsi rispetto al resto del mondo del latte di questo territorio che onestamente sta abbastanza calando, nel senso che qui adesso, come l'argomento è questo, il vino, capre e vacche ce ne sono veramente poche, quindi dobbiamo un po' uscire per trovare il latte. Però noi siamo nati qui e siamo orgogliosi di essere in questo territorio. È cambiato anche il modo di proporsi in questo ambiente e dietro a me vedo dei formaggi biologici. È cambiata un po' la fisionomia? Allora, noi lavoriamo biologico da oltre 30 anni, per cui non è una novità. Per il mercato può sembrare una novità il mondo del biologico, del naturale, del prodotto fatto senza troppi pasticci chimici e con gli animali che stanno bene, perché per quanto riguarda il prodotto bio, latte e formaggio, la cosa primaria ed essenziale è il benessere dell'animale. Sono animali che sono liberi anche di pascolare all'esterno e stanno bene. Non sono imprigionati in gabbie come accade per i prodotti industriali dove si producono grandissime quantità. Le vacche non sono animali ma sono macchine. E in questo caso invece torniamo alla natura, all'ambiente. Il prodotto biologico essenzialmente è di qualità per quanto riguarda la materia prima e questo è l'aspetto più importante. Il secondo aspetto è il modo con cui lo produci, quindi in modo naturale senza aggiungere nessun tipo di conservante, e questa è la parte della produzione. È chiaro che mangiare un prodotto biologico essenzialmente non vuol dire solo mangiare qualcosa di sano per noi, ma di sano per l'ambiente. Questo è molto più importante, è una cosa che noi italiani non abbiamo ancora tanto in mente, ma la scelta di quello che mangiamo è una scelta di vita per il nostro ambiente ed è molto importante. È una scelta ancora, te lo chiederanno magari, ti domanderanno, è una scelta ancora economica, perché bio una volta, anni fa, voleva dire mamma mia, non avviciniamoci perché costa molto di più. È così oppure no? Obiettivamente produrre biologico sicuramente ha dei costi superiori, soprattutto per quanto riguarda la materia prima, perché è quella la cosa più importante. Però io conosco moltissimi consumatori che mangiano prodotti biologici, non sprecano per niente. Quindi se noi da consumatore normale impariamo a acquistare un prodotto sano, un prodotto buono e a non sprecarlo, come accade spessissimo nelle nostre famiglie, il 20-30% in più che teoricamente pago nell'acquistare un prodotto biologico
lo recupero tutto nel non spreco, e questa è la cosa più importante. È chiaro che il valore di questo lavoro che i nostri allevatori o che i contadini fanno per ottenere dei prodotti naturali è superiore e va retribuito giustamente. Quindi io credo che uno degli ambiti in cui non dobbiamo per nessun motivo risparmiare sia il cibo, perché fa male a noi e fa male alla natura. Emanuela, la vostra quarta generazione, come dicevi in precedenza, ha avuto la capacità di darsi un biglietto da visita incredibile, perché partecipate a numerosissimi concorsi con successo. Diciamo che è cambiato anche il mondo del formaggio, come sta un po' inseguendo il mondo del vino. Io sono maestro degustatore ONAV, un po' il sommelier del formaggio, e la gente sta iniziando a conoscere meglio i formaggi. È cambiato e si fanno sicuramente i concorsi, come si fanno nel vino, si fanno anche nei formaggi. Siamo anche fortunati, anche bravetti, diciamo, perché molto spesso quando andiamo ai concorsi portiamo a casa dei premi sostanziosi, sì, e belli. sostanziosi. Quali sono i prodotti, non di nicchia in questo caso, ma emergenti per Enzin? Parliamo di territorio, formaggi ubriacati. Siamo in territorio di vino, siamo sì Mosca Bianca, perché siamo l'unico caseificio in non so quanti chilometri di raggio da qui, però la nostra, come dire, connessione al mondo del vino è sempre diretta. Il formaggio ubriacato è uno dei nostri fiori all'occhiello, ne abbiamo 8-9 tipi diversi, quindi sì, siamo anche noi qui nel territorio. Siamo risaliti dal Cavò a questa sala bellissima di Per, qui a Bagnolo, a San Pietro di Feletto, per quanto riguarda la mostra dei vini. Se giù faceva un po' freschino, ma era giusto così per le temperature nel Cavò, qui invece la temperatura è deliziosa e in più c'è un profumo di formaggio, signori miei, che ve lo raccomando. Abbiamo esibito quelli più profumati. Sì. Hai esibito una piramide che poi io distruggerò prendendo da sotto. Cheese no? Tower. Cheese Tower. Proprio, tecnicamente questo bene. è il suo nome. Composta abbiamo saputo che siete specialisti in formaggi ubriacati. Quindi... Quello primo è un capra ubriacato al Traminer, il secondo è di vacca ubriacato con Cabernet Merlot. Poi abbiamo il San Pietro in Cera d'Api, un affinamento diverso che comunque ci porta al territorio, perché l'utilizzo della cera era tipico dei nostri veneziani. Durante i viaggi in nave trattavano i formaggi con la cera per far sì che salvassero dal salso e dall'acqua. Poi c'è un affinato nel fieno di capra, un affinato in pepe e olio extravergine di oliva. E siamo qui. Una bellissima cacciottina di vacca biologica, che non guasta mai. Il primo prodotto biologico che abbiamo iniziato a produrre 30 anni fa. Sopra la sua sorellina, che però è di capra, sempre biologica. Sopra ancora c'è un altro piccolo tomino di formaggio di capra muffettato, e alla fine, proprio in cima alla torre, questa bellissima ricotta affumicata. Signori, si mangia e si gusta soltanto con gli occhi. Abbiamo abbinato e abbineremo poi il vino, e lo faremo con la sommelier Karen. Buona giornata, Karen. Buongiorno a tutti, sono un po' invidiosa del giro che avete fatto nel Cavò senza di me, anche perché invece qui c'è un bellissimo assortimento. Qui siamo nel vostro Cavò, nel Cavò dei sommelier, no? Ma lo sai che Emanuela, tra l'altro, è una cosa simile, cioè lei è sommelier di vini, tu possiamo dire sei sommelier di formaggi, si dice così? Maestro degustatore. Maestro degustatore. Sommelier di formaggi, sì. Sommelier di formaggi. Che cosa ti ha portato a diventare sommelier di questi prodotti? Mi ha portato l'esigenza di conoscere meglio il lato nascosto del formaggio, che non è un cibo, ma è un alimento che ti dà emozione. E quindi nel momento in cui dovevo vendere i miei prodotti, presentare i miei prodotti, ho sentito l'esigenza di imparare
a esprimermi nel modo corretto e a capirli di più. E tramite questi corsi di formazione che ONAF fa ti insegnano proprio l'approccio al formaggio allo stesso modo che hai nell'approccio col vino. Con l'approccio col vino. Questo è quello che andremo ad abbinare con il vino di oggi, si chiama Mille foglie al Marzemino, in realtà è un ubriacato con il frontolo passito ed è un'ubriacatura un po' nuova, diversa dal tradizionale. Il tradizionale è questo ed è storicamente fatto nella vinaccia, è una tecnica antichissima, il primo testo che parla di ubriacatura risale al 1634 ed è stato scritto da un canonico Barpo di Belluno, quindi siamo qui. Perché tanti dicono no, non è il Trevigiano, non è il Veneto l'origine dei formaggi ubriacati, invece abbiamo delle basi storiche importanti, necessità nata dall'esigenza di nascondere il formaggio, di nasconderlo al padrone, di nasconderlo al vicino di casa, di nasconderlo alle tasse, ai soldati durante la guerra e questo era fatto tipicamente nella vinaccia ma anche nel fieno, ma anche nelle foglie, quindi tutta questa categoria di formaggi è una categoria che si chiama formaggi sepolti o formaggi nascosti. Karen, tocca a te adesso, perché? Sì, allora io intanto assaggio questo vino per poi potervelo raccontare meglio, anzi cercheremo di raccontarvelo prima attraverso la musica con un brano strumentale che è un mix di due elementi, tanta nostalgia ma anche tanto carattere frizzante e adolescenziale che quello ci racconterà poi anche questo vino nel bicchiere. Prefrontolo passito, Rubino dei colli di Conegliano di OCG, il Marzemino quasi in purezza, amato dalla musica, cantato da Mozart, i suoi profumi di viola e bellezza concentrata. Sembra quasi che qualche testardo voglia mettere da parte quel ricordo di mosto e di infanzia e spenderlo nella vecchiaia. Il concentrato di una vita che scorre nel bicchiere.
Questo è il brano che abbiamo ascoltato, tra l'altro non so se sei l'unica o la prima sommelier cantante, perché è vostro questo, tuo. Sì, non credo che siano delle passioni che possano essere benissimo messe insieme. In questo caso abbiamo deciso di proporvi uno strumentale che era una commistione appunto di 2 brani. Avete sentito, l'ultimo era abbastanza famoso, insomma la colonna sonora dell'ultimo dei Moicani, in un piccolo pezzo che cercava di descrivere proprio quello che è un carattere che rimane particolarmente vinoso, particolarmente legato ancora ai ricordi del mosto, della frutta, che è molto presente nel refrontolo passito, è una sua caratteristica che viene ricercata molto dai produttori, mentre c'è un'altra controparte, una controparte un po' nostalgica che poi a livello sensoriale riemerge in quelle che sono le note invece un pochino più speziate di cacao, di tabacco. Con l'evoluzione può venire fuori anche il caffè e le confetture che si mescolano a tutto questo bouquet, che invece secondo me è proprio l'anima del refrontolo passito, che non è solo una dicitura geografica, ma proprio parlando con i produttori o chi è fondamentalmente di questo paese, dei paesi limitrofi che può produrre questo vino, davvero si ricorda il profumo del mosto in fermentazione proprio durante le vacanze natalizie, che era il momento in cui si andavano a torchiare, a pigiare le uve che erano state fino a quel momento in appassimento. Quindi immaginate proprio questi focolari d'inverno, perché lì il mosto doveva stare vicino per poter fermentare, questi focolari che emanavano tutto questo profumo, e quindi anche qui non abbiamo voluto smorzare questa storicità, questo amore, questa aromaticità che viene trasmessa anche al formaggio, ma è un formaggio di grande carattere, vero Emanuela? Piuttosto impegnativo, che si fa sentire, e quindi al di là del fatto che l'ubriacatura è stata fatta proprio con questo vino, diciamo che tu hai fornito l'abbinamento già molto facilmente, quindi refrontolo passito nel formaggio e quindi anche nel bicchiere, ma questa piccantezza che c'è, questo carattere legato poi anche ai residui granulosi, giusto, di tirosina che ci sono nel palato quando assaggiamo questo formaggio, richiedono assolutamente concentrazione e dolcezza e morbidezza, perché il piccante e la pastosità lo prolungano proprio in continuo al palato, e di conseguenza abbiamo bisogno di questo vino che con la sua dolcezza riesce a sorreggere il carattere e la sapidità di questo formaggio, ma contemporaneamente ci deve essere un elemento ancora un po' giovanile, un'acidità che vada poi a dare pulizia al palato. Quindi questo è un passito assolutamente non stucchevole, ma che può essere grandemente amato anche da chi invece non si approccia molto sempre ai vini dolci. Io non so cosa dire, perché mi sento sminuito vicino a voi due, perché io so solo mangiare e bere, quindi mi sento... Sei il nostro ideale obiettivo. Ah sì? Meno male, almeno quello. Bene, allora abbiamo concluso, e per concludere, anche se siamo giustamente lontani, con un bel brindisi, con il nostro vino che ci hai consigliato Karen, con il formaggio che stiamo per degustare, e allora noi diciamo sempre in chiusura, diamo valore al nostro territorio. La tradizione culinaria della trattoria Cervano da Baffo racconta ancora oggi la storia di piatti semplici e gustosi, grazie alla passione dei figli che dopo 58 anni ripropongono ancora i sapori di una volta, con lo stesso entusiasmo e la stessa atmosfera casalinga e conviviale di Baffo e Lavinia. Dal 1962 la trattoria Cervano da Baffo è a Bagnolo di San Pietro di Feletto.